Il Siviglia sta considerando la possibilità di ottenere in prestito il terzino scozzese dell'Everton per rimpiazzare una possibile partenza di Wanlu o Carmona. Il club andaluso continua a incontrare grandi difficoltà nel concludere operazioni in questo mercato estivo, reso particolarmente complicato a causa del tetto salariale che è stato superato nella scorsa stagione. Al momento non può tesserare nuovi giocatori e nemmeno la cessione di Badé al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro è bastata a sbloccare la situazione, impedendo così a Matias Almeida di poter contare su rinforzi come lo svizzero Ruben Vargas e i 3 nuovi acquisti per questa stagione: Alfon, Suazo e Vlachodimos. Antonio Cordon è in attesa di sviluppi nella trattativa in corso con il Napoli per Wanlu, anche se l'operazione è attualmente ferma. Allo stesso modo, José Ángel Carmona ha bloccato il suo possibile trasferimento al Nottingham Forest, comunicando di voler restare al Siviglia, nonostante l'accordo già raggiunto tra le due società. Nel frattempo, il Siviglia si sta muovendo per non farsi trovare impreparato, e tra i nomi presi in considerazione per rimpiazzare uno dei 2 terzini c'è quello di Nathan Patterson, difensore scozzese di 23 anni, in cerca di maggiore spazio all'Everton, dove non trova molta continuità. Si tratta di un terzino destro fisicamente imponente, 1,89 m, capace anche di giocare in ruoli più avanzati sulla fascia. Nella scorsa stagione ha collezionato 10 presenze in Premier League e i suoi agenti stanno lavorando per trovargli una destinazione che gli permetta di non perdere il posto nella nazionale scozzese, con la quale ha già disputato 23 partite nonostante la giovane età. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'operazione potrebbe concretizzarsi con un prestito e Antonio Cordon avrebbe già avviato i contatti, anche se tutto resta subordinato alla partenza di Wanlu o Carmona. Il Siviglia, consapevole della delicatezza della propria situazione finanziaria, sta agendo con prudenza per non compromettere ulteriormente i conti del club. La strategia è chiara: prima di qualsiasi nuovo innesto, è necessario liberare spazio nel monte ingaggi. In questo senso, le partenze di Wanlu o Carmona risultano fondamentali per sbloccare l'arrivo di un rinforzo in difesa. Nathan Patterson rappresenta un profilo che si adatta perfettamente alle esigenze tecniche e tattiche di Matias Almeida. Giovane ma già con una discreta esperienza internazionale, ha le caratteristiche fisiche e atletiche ideali per coprire tutta la fascia destra. Il Siviglia vede in lui una scommessa interessante, soprattutto per un prestito con opzione di riscatto che non comporti un grande rischio economico. Il club andaluso ha già avuto contatti con l'entourage del giocatore, che ha espresso interesse per un trasferimento nella Liga, dove potrebbe trovare maggiore continuità rispetto a quanto ottenuto finora in Premier League. La presenza costante in nazionale scozzese è un fattore importante per Patterson, che vuole arrivare al prossimo europeo o mondiale in piena forma e con minuti nelle gambe. Nel frattempo, Almeida continua a lavorare con un gruppo ridotto, in attesa che la situazione si sblocchi. L'allenatore argentino è consapevole delle limitazioni attuali, ma ha chiesto espressamente alla dirigenza di rafforzare le fasce, considerate fondamentali nel suo sistema di gioco. La mancanza di profondità in quei ruoli potrebbe penalizzare la squadra nelle prime giornate della stagione. Parallelamente, Antonio Cordon mantiene vivi contatti anche con altri club nel caso in cui l'affare Patterson dovesse sfumare. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.